Buongiorno a tutti carissimi e carissime, ci troviamo ancora per questa rubrica Carezze per lo Spirito. Oggi è domenica 28 giugno ed è la tredicesima domenica del tempo ordinario. Oggi ci situiamo alla fine del capitolo 10 del Vangelo di Matteo, capitolo che conclude anche il discorso missionario di Gesù. Ecco, questo discorso missionario che non è ancora un mandato ai discepoli, ma è un discorso nel quale è Gesù stesso che si mette in prima persona e conduce i discepoli sulla sua strada, su una via della quale egli stesso ha tracciato e continua a tracciare il cammino. Oggi le parole del Vangelo di Matteo, che sono poi le parole di Gesù stesso, sono molto forti perché ci portano dentro un ambiente che è a noi noto, a noi conosciuto, quello familiare, l'ambiente della famiglia stessa, in particolare i rapporti verticali con i genitori, con la madre e il padre e con i figli. Infatti nel Vangelo di oggi si dice: chi ama il proprio padre e la propria madre più di me non è degno di me. Oppure si dice anche: chi ama il proprio figlio e la propria figlia più di me non è degno di me. Infine queste frasi vengono completate con un'ultima affermazione, che è quella: chi non porta la propria croce e si mette dietro a me, dietro al mio cammino, non è degno di me. Sono parole davvero forti, sembrano essere dure, sembrano essere anche parole per le quali dobbiamo operare una scelta, che sia o per il Signore o per un nostro fratello, che magari è anche un nostro caro, un nostro familiare, ma in realtà non è proprio così. La parola del Signore oggi ci aiuta in questo senso, cioè nel momento in cui ci sono dei dissidi, delle lotte, degli scontri anche, se vogliamo, e non mancano nelle nostre famiglie. Ecco, che questi scontri, che questi rapporti non siano divisivi nei confronti del nostro rapporto con il Signore, anzi che avvenga proprio il contrario, cioè che sia posta come fondamento la parola del Signore, che sia posto come principio il suo esserci, il suo agire dentro di noi, dentro il nostro cuore. Certo, questo può provocare uno scontro, una divisione anche all'interno della famiglia, la parola di Gesù. Ma se noi ci affidiamo a questa parola e a questa persona con perseveranza, con fiducia, con fede, come quella che il Signore Gesù, il Figlio, ha posto nel proprio Padre, ecco, se noi ci affidiamo a questa parola, vediamo che anche le altre relazioni, gli altri rapporti, anche quelli più stretti, più intimi, vengono ricuciti, vengono risolti, vengono armonizzati. Ecco, è una parola molto forte questa. Allora è quella di avere come fondamento, avere come pietra, come roccia sotto i nostri piedi, come strada sicura per i nostri passi, la parola e la persona stessa di Gesù Cristo. È affidandoci a Lui, affidandoci alla sua grazia, alla sua misericordia, che noi camminiamo e restiamo saldi anche nei rapporti con gli altri, proprio grazie alla bellezza e alla verità che c'è nel rapporto con Lui. E una modalità pratica che ci viene suggerita oggi ancora dal Vangelo è quella dell'accoglienza. Ecco, l'accoglienza innanzitutto è un atteggiamento nel quale noi ci poniamo in ascolto dell'altro. Questa è l'accoglienza. Poi è in questo dialogo che si instaura un agire, si instaura un modo di fare, anche rispecchiando il nostro modo di essere. È proprio dentro questo stile, appunto, che ci viene dettato in primis dal Signore Gesù stesso, che noi viviamo dei rapporti belli, dei rapporti veri, dei rapporti sinceri, dei rapporti che ricalcano quella buona notizia che il Signore Gesù ci porta ogni volta in cui noi ascoltiamo la sua parola. E abbiamo ascolteremo nel Vangelo che accogliere il Signore significa poi qualcosa di più profondo. Accogliere il Signore Gesù
nella sua parola, nell'Eucaristia, nella Chiesa, nel ministro, nel povero. Accogliere Lui significa addirittura aprire il nostro orizzonte e il nostro sguardo, perché significa accogliere addirittura il Padre stesso e lo Spirito Santo. Spirito che poi ci spinge ad essere accoglienti addirittura con tutti i nostri fratelli e in particolare oggi con quelli della nostra casa. E accogliere il Signore significa anche pregare, anche partecipare all'Eucaristia, ma significa anche accogliere il fratello in carne ed ossa, cioè colui che ci chiede qualcosa quando uno ha necessariamente bisogno di qualcosa per vivere e ce lo chiede. Ecco che noi in quella persona, in quel povero, possiamo dire così, cioè in quella persona che alza le mani per chiedere aiuto, vediamo Gesù stesso. E vedendo Gesù stesso e andando incontro a Lui, ecco che noi accogliamo appunto tutto Dio. E l'accoglienza è qualcosa che può sembrare difficile. In realtà oggi il Vangelo ci indica anche una modalità che è semplice. Dice infatti il Vangelo anche solo il dare un bicchiere d'acqua ad una persona che è assetata, fatto nel mio nome, ecco, questo è già un segno di salvezza. Allora sforziamoci ancora di non essere egoisti, cioè di non chiudere la nostra vita, di non stringerla stretta fra le mani, perché ci dice il Signore: chi stringerà, chi cercherà di trattenere la propria vita, la perderà. Certo, perché toglierà tutte quelle belle relazioni, a volte anche faticose, ma che sono necessarie per realizzare la pienezza di noi stessi. Lasciamo invece la nostra vita libera, libera di agire. Diamola, doniamola, diamo tutto noi stessi, perché queste relazioni siano fonte di ricchezza, fonte di una fruttificazione, che è lo stesso frutto che dà la morte di Cristo, ovvero è la risurrezione di una vita nuova con occhi nuovi, con un cuore che pulsa in modo nuovo, più vigoroso e con relazioni nuove, nelle quali noi in primo luogo ci fidiamo del Signore. Allora vi saluto e ci vediamo ancora la prossima domenica e passate una buona giornata.